Allora, da dove vieni? Cavarzere, Allora, perché la scelta di venire a questo concorso? perché è una nuova opportunità di lavoro per noi giovani che siamo quasi tutti precari. In 3500 davanti ai cancelli della fiera dalle 8 del mattino, con figli, bagagli e anche cani. Sono arrivati dal Veneto, ma tanti dal sud Italia e dalle isole, aspirando a superare il concorso indetto dall'Agenzia delle Entrate per 100 posti. Lavoro a Padova, sì sì, E come mai hai deciso di partecipare a questo concorso? perché mi piace questo posto, cioè attinente anche agli studi che ho fatto, quindi mi piacerebbe entrare. Le domande arrivate all'Agenzia delle Entrate sono state 8.800, ma in fiera, nei 4 padiglioni messi a disposizione dall'ente fieristico, sono arrivati in 3.500. Ormai anche i datori di lavoro ti assumono solo per il bisogno e niente di più per ora. Sai da dove? Treviso. Cosa ti aspetti da questo concorso, ovviamente? Mi aspetto solo di fare la mia parte, nient'altro, di più non posso fare. Senti, è il primo concorso o ne hai fatti altri? No, ne ho fatto un altro, sì, per diplomati l'8 di maggio scorso, sì, a Roma. L'unica speranza, insomma, a questo punto sono i concorsi per trovare un posto di lavoro fisso. Sì, davvero sembra di sì, perché la situazione è veramente buia, veramente buia. I cancelli sono aperti alle 9, la lunga fila piano piano è entrata ha superato i controlli rigorosissimi a borse e zaini, i bagagli invece devono essere depositati, una lunga attesa per poi affrontare in un'ora la prova, un test di 80 domande a risposta multipla e tra i partecipanti anche chi all'agenzia ci lavora ma vuole passare di grado. Un'ora sono 80-90 domande di media, quindi hai il tempo di leggere e rispondere. O sai o non sai? O sai o non sai, o tiri a caso. Si ripassa, si studia fino all'ultimo minuto, le materie sono tante da sapere e le possibilità di passare poche. Da dove vieni? Benevento. Ascolta, ultimo ripasso, Sì, finiamo di studiare. da dove arrivi? Vicenza, ci sono tante persone da tutta Italia anche perché è una delle regioni che offre più posti e che Dio ce la mandi buona.